Se lei fosse un poliziotto tedesco, caro il mio Raffaele Padrone, andrebbe a lavorare con la stampella, mentre voi volete andare in pensione a 50 anni. No, a 60. A 60. Dopo... Però a 60 anni, parliamoci chiaro, lei è un sindacalista, segretario generale dell'UGL Sicurezza, a 60 anni, sei ancora giovane Raffaele, lei va ancora in bicicletta, dai! Sì, a 60 anni si è ancora giovane. Certo, rispetto agli... dai! Allora, dentro siamo ancora giovani, la voglia di correre ce l'abbiamo ancora, però poi sa qual è il problema? Diminuiscono le nascite, Il la pensione, sa come fa ad averla? Con le nascite. Il problema, se sa qual è? Cosa fa? Ma il problema vero, sa qual è? Il problema vero è che il delinquente ha 22 anni e questo è il problema. L'invecchiamento della polizia, delle forze dell'ordine, è questo, cioè non c'è perché uno vuole andare in pensione a 60 anni, è che il delinquente ha 20 anni, 18 anni e sono anche minori, l'abbiamo appena detto adesso, hanno arrestato dei minori. E insomma, io credo che ci sia una differenza di età tra, cioè un invecchiamento che è importante e rilevante. Questo è il fatto, non che la polizia sia vecchia, ma i delinquenti sono giovani e il rapporto non mi sta tanto bene, ha capito qual è il problema? Allora, come diceva lei prima, qualcuno mi ha chiesto in questi giorni, com'è il futuro della Polizia di Stato, delle forze dell'ordine? Il problema è quello che ci siamo lasciati dietro, direttore. Il 3 dicembre, e l'ho detto anche l'ultima volta, il 3 dicembre il Consiglio dei Ministri ha emanato delle leggi che fanno pietà in campo della sicurezza, hanno depenalizzato reati fino all'impunibilità fino a, a 5 anni. Allora mi fanno da ridere anche le notizie che passano arrestato perché è venerdì e non c'è il PM che l'ha sentito, direttore, perché se no non si va in carcere, si manda un fax, ok? Denuncia a piede libero. Quindi di cosa parliamo? I colleghi che hanno lavorato al 31 perché erano di servizio, queste sono persone, i pompieri, l'ospedale, i medici, gli infermieri, quelli sono persone da ammirare. Allora ci sono quelli che vanno in ferie, perché è giusto che vadano in ferie. Ci sono quelli anche ammalati, giustamente ci sono anche delle ammalati. No, l'83%. Però l'80%, allora prima passava, era l'85%, passava su Sky, mentre lei parlava, guardavo Sky. Appunto, io so che... I sindacati stanno protestando perché non hanno detto, non è vero, hanno detto... non è 85, bisogna andare a vedere, forse anche un po' meno. Sì, allora mi fa ridere questa cosa. Può darsi anche che sia una protesta. Ma non mi... Può essere una protesta. Scusi, non c'è la possibilità di scioperare. Allora, siccome... Se c'è la protesta, devono indire lo sciopero e vengono in qualche modo, come si suol dire, comandati a non scioperare. Questi qua si sono messi in malattia, dai! No, io mi auguro che non per andare a fare il cenone, no? No, secondo lei per cosa andare a fare cosa? Per i botti, perché... sotto il letto con la pipina in bocca. Ok, grazie Raffaele Padrone, segretario grazie a voi e auguri. Friuli Venezia Giulia. Quando si comincerà a licenziare anche nel mondo degli statali sarà sempre più tardi. La salutano i ciclisti che la vedono spesso, allora i ciclostilati in particolare, che è un gruppo particolare. La ringrazio, anche lei grazie a voi. Valica le montagne.